Amici appassionati di ciclismo, buon pomeriggio, buona domenica da parte mia e da parte di ciclismoweb.net che cura questa diretta streaming. Oggi appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo dilettantistico, di ciclismo giovanile con la 47esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, che è in concomitanza anche con il 47esimo Gran Premio Bonin Costruzioni e con il Gran Premio 2G Verniciatura di Gianni Guidolin. Una manifestazione che è entrata ormai con grande impegno nel calendario internazionale della categoria Under 23, che nonostante la concomitanza del campionato del mondo di categoria che si è svolto 24 ore fa a Glasgow, in questa cornice multidisciplinare, per la prima volta l'Unione Ciclistica Internazionale appunto ha organizzato questo evento con tutte le discipline che fanno parte della grande famiglia del ciclismo, paraciclismo compreso, e quindi proprio ieri si è svolto il campionato del mondo della categoria conquistato dal francese Axel Laurens con medaglia d'argento per Antonio Morgado del Portogallo e in terza posizione lo slovacco Martin Schreck, quinta posizione per il nostro Lorenzo Milesi, già campione del mondo sempre a Glasgow nella cronometro dedicata alla categoria Under 23. Dicevo, nonostante questa importante concomitanza non ha perso di rilevanza, anzi il Gran Premio Sportivi di Poggiana, sono ben 36 i team in gara, 173 i corridori alla partenza, tra questi chiaramente grandi nomi della categoria che via via in questa lunga diretta andremo anche ad elencarvi. Io direi, prima di iniziare a concentrarci su quanto sta accadendo in corsa, siccome la corsa sta evolvendo in un modo direi decisamente molto interessante, di andare come da scaletta a rivedere brevemente qual è la storia di questa importante manifestazione, quindi prego la regia di partire con il primo contributo che riguarda la clip, la storia del Gran Premio Sportivi di Poggiana fino al 2021. Prego. Il Gran Premio Sportivi di Poggiana affonda le proprie radici negli anni 70. Era il 1975 quando si disputò la prima storica edizione di questa grande classica oggi riservata agli Under 23. Ad aggiudicarsela fu Luigi Trevellin, che oggi veste i panni del tecnico regionale per il Comitato Veneto. A seguire sono tanti i grandi nomi che si sono aggiudicati questa manifestazione. Nel 1979 fu la volta di Gianni Giacomini, quindi nell'86 Maurizio Fondriest, a seguire ancora Giorgio Furlan, Walter Zini, Andrea Ferrigato, Paolo Lanfranchi, che nel 1991 precedette un certo Marco Pantani. Nel 1992 il Gran Premio Sportivi di Poggiana non si disputò e proprio a partire dall'anno successivo, vale a dire il 1993, a prendere in mano le redini organizzative fu Gianpietro Bonin con il vicepresidente Loris Civiero. Da lì ricominciò la storia della Gran Premio Sportivi di Poggiana, che, come avete visto nelle nostre immagini, nel 2011 divenne gara internazionale riservata agli Under 23 e l'anno successivo andò a premiare l'australiano Adam Phelan. Queste immagini invece si riferiscono al traguardo del 2013, quando tornò a sventolare la maglia tricolore di Andrea Zordan, che precedette sulla linea d'arrivo Davide Villella e Daniele Dall'Oste. Nel mezzo intanto c'erano stati i successi di Belowosics, di Tiralongo, Paolini, Popovic, Kolobnev, Moretta, Sulzberger e soprattutto la doppietta di Mattia Cattaneo, unico atleta nella storia del Gran Premio Sportivi di Poggiana ad aggiudicarsi 2 edizioni, nel 2009 e nel 2011. Il GP Sportivi di Poggiana rappresenta una grande tradizione per tutto il territorio della Marca Trevigiana, una domenica di sport che torna puntuale nel mese più caldo dell'anno e soprattutto della stagione agonistica dedicata alle due ruote, grazie all'impegno dell'UCI Asolo Bike, capitanato come sempre dall'inossidabile Gianpietro Bonin, che anche in questo caso, partenza della prova dell'anno 2014, era
era affiancato dall'appassionatissimo Gianluigi Contarin, un uomo, un punto di riferimento nelle istituzioni che per tanti anni è stato vicino agli uomini dell'Asolo Bike. E intanto nel 2014 la storia tornò a proseguire ancora una volta con la maglia della nazionale australiana a primeggiare davanti a tutti, e a tagliare per primo il traguardo fu Robert Power, una delle promesse più verdi per il ciclismo oceanico. In quel caso Power precedette Toniatti e Chirico. Un appuntamento, quello di Poggiana, che ha sempre richiamato i migliori atleti del panorama internazionale alla via, una gara, una prova a cui tutti i giovani talenti non possono rinunciare per puntare ad un ruolo da protagonisti nel mondo del professionismo. Nel 2015 a trionfare sul rettifilo d'arrivo di Poggiana fu il trentino Stefano Nardelli dell'Unieuro Willier Trevigiani, che giunse in solitaria precedendo un drappello che fu poi regolato allo sprint da Simone Velasco e da Lorenzo Rota. Un podio di grandissimo valore, un podio di giovani talenti italiani poi approdati al professionismo e che hanno dimostrato grandi doti nel proseguo della loro carriera. L'anno successivo tornarono ad esultare ancora una volta i colori australiani con Michael Storer, mentre nel 2017 ancora un successo per il Trentino Alto Adige. Ad alzare le braccia fu Nicola Conci della Zalf, che precedette Michael Storer, vincitore l'anno precedente, e il russo Artem Nik. Un podio di grande valore, quello sul quale salirono anche Matteo Fabbro, oggi professionista, e Filippo Rocchetti, che è uno dei direttori sportivi più apprezzati in campo nazionale ed internazionale. Ma la storia di Poggiana proseguì ancora nel segno dei grandi nomi, e infatti il 2018, quando ad imporsi fu Robert Stannard, altro atleta australiano che evidentemente è legato alla tradizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Nel 2019, dopo la lunga fuga di Samuele Zoccarato, a fare la differenza fu Fabio Mazzucco della San Gemini Trevigiani MGK Vis. L'atleta padovano riuscì a piazzare un colpo di mano nella finale di corsa, presentandosi in perfetta solitudine sul traguardo di Poggiana, precedendo un gruppetto che fu regolato da Giovanni Aleotti e soprattutto da Filippo Zana. Questo fino al 2019 il film legato a questa grande classica riservata ai giovani talenti delle due ruote provenienti da tutto il mondo. Poi il Covid-19 costrinse gli organizzatori a rinunciare per la seconda volta dopo il 1992. Anche nel 2020 non fu possibile allestire la manifestazione, ma Gianpietro Bonin, Loris Civiero e tutto lo staff dell'UC Asolo Bike Poggiana hanno saputo lavorare duramente per riportare questa classica nuovamente d'attualità nel 2021. Prima del via il ricordo commosso di Gianluigi Contarin, che nel frattempo aveva salutato tutti per andare in fuga verso il cielo. Un amico in più, una stella in più per la Stars Combat, che ormai è diventata un appuntamento irrinunciabile, degno del valore di un campionato del mondo. E nel 2021, dopo una lotta serrata sui saliscendi delle colline asolane, ad avere la meglio ancora una volta in solitaria fu il marchigiano Riccardo Ciuccarelli della BS Arvedi, un atleta che sancì così anche il gemellaggio con il Gran Premio di Capodarco, che si corre sempre pochi giorni dopo la classica di Poggiana. Successo dunque per Riccardo Ciuccarelli, che sul traguardo in solitaria precedette Lewis Askey e Filippo Baroncini, che di lì a poco si sarebbe laureato campione del mondo tra gli under 23. Insomma, il rettifilo d'arrivo di Poggiana è abituato ad applaudire e ad incoronare solo grandi talenti del ciclismo italiano ed internazionale, una tradizione che non si ferma grazie alla passione organizzativa di un pool di persone davvero professionali e ricche di entusiasmo e di amore per il mondo delle due ruote.
Dopo questo ampio e dettagliato servizio di Andrea Fin, che ringraziamo, Andrea Fin che insieme ai colleghi è chiaramente sul percorso e ci permetterà di commentare le immagini in diretta che tra poco arriveranno, anzi ne approfitto anche per citare, per salutare e per ringraziare la squadra di ciclismoweb.net con Andrea Fin su Moto1 che è guidata da Silvano Daros, Roberto Casarin su Moto2 che è Moto2 guidata da Andrea Fioretti e qui in studio con me Manuel Canton al coordinamento e alla regia. Dicevo, dopo questo dettagliato ed ampio servizio che ci ha raccontato la storia del Gran Premio Sportivi di Poggiana dal 1975 al 2021, andiamo con un altro servizio sempre curato da Andrea Fin a vedere cosa è accaduto nel 2022, un momento particolarmente complicato che ha messo a dura prova anche l'organizzazione per un imprevisto che non ha consentito il transito della corsa nel tradizionale percorso, quindi a pochi minuti dal via si è dovuto reinventare il tutto, ma anche qui, anche in questo caso si è capito che a guidare il timone di questa importante manifestazione c'è un pool organizzativo veramente di grande qualità. Andiamo con il servizio. L'edizione 2022 del Gran Premio Sportivi di Poggiana è stata senza dubbio la Stars Combat più imprevedibile di sempre. Al via anche il campione europeo Felix Engelhardt, ma poco prima dello start ufficiale arriva la notizia che bisogna assolutamente cambiare il percorso. Infatti un incidente sul tracciato di gara tradizionale ha imposto agli organizzatori di ridisegnare completamente il tracciato per cercare comunque di dar vita ad una gara che aveva richiamato ai nastri di partenza il meglio del ciclismo internazionale Under 23 e allora si cancella la doppia scalata alla Forcella Mostacin, si cancella tutta la parte centrale di gara e ci si concentra solamente sul circuito iniziale di Poggiana per andare ad affrontare l'unica salita che rimane transitabile, vale a dire il muro di via Gorghesana ad Asolo. Da lì poi si scenderà e si tornerà in pianura sull'anello di Poggiana per andare a decretare il migliore della Stars Combat 2023. Nella fase iniziale di corsa prende il largo un quintetto decisamente interessante composto da Ruben Thompson della Groupama, insieme con lui Lorenz Pitti, suo compagno di squadra, quindi Alex Tolio della Bardiani CSF Faizanè, Federico Guzzo della Zalfero Mobil Desiré Fiore e Nicolò Buratti del Cycling Team Friuli. Questi 5 corridori riescono a guadagnare 2 minuti sul gruppo, un plotone che tenta in tutti i modi di riportarsi sulla testa della corsa, ma i 5 battistrada sono senza dubbio i più brillanti di giornata. Vanno così a scollinare sull'unico Gran Premio della montagna del Gran Premio Sportivi di Poggiana targato 2022 e si lanciano verso il tratto finale che li riporterà sul traguardo di Poggiana. Pubblico delle grandi occasioni, rimasto tutto sulle strade che hanno vissuto il cuore della manifestazione e quindi pronto a scaldarsi le mani per accogliere il ritorno sul vialone d'arrivo, viale Marco Pantani a Poggiana di Riese Pio X. Bellissima l'azione di questi 5 attaccanti che riescono a resistere all'inseguimento dell'intero gruppo. Si viaggia sempre ad altissima velocità, la media finale sarà superiore ai 47 km orari e quando si transita al suono della campana per i 5 battistrada rimangono ancora 55 secondi da gestire al meglio negli ultimi chilometri completamente pianeggianti. Si viaggia di comune accordo, cambi regolari, tutti e 5 gli attaccanti hanno l'interesse a giungere sin sul traguardo per andare a giocarsi un alloro così prestigioso. Alle loro spalle ci provano tutti i team più attesi, ma ormai è fatta per i 5 battistrada con Nicolò Buratti, Alex Tolio, Ruben Thompson, Lorenz Pitti e Federico Guzzo che vanno a giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 1000 metri.
È dunque una volata a ranghi ristretti ad andare ad aggiudicare la vittoria per 5 atleti che hanno saputo interpretare al meglio anche il tracciato deciso all'ultimo minuto dagli organizzatori dell'Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana, capitanati da Gianpietro Bonin. A rompere gli indugi è Alex Tolio, che tenta di andarsene tutto solo negli ultimi 800 metri, ma a guidare l'inseguimento sono i ragazzi della Groupama FDJ, che quindi non lasciano spazio a Tolio. Ne nasce una volata lunghissima con il campione neozelandese Laurens Pity a lanciarla, e soprattutto il friulano Nicolò Buratti, che riesce ad imporsi nettamente davanti a Federico Guzzo. Successo quindi di Nicolò Buratti nella 46esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, che misurava appena 128 km davanti a Federico Guzzo della Zalfero Mobil Desiré Fiore e Laurens Pity della Groupama FDJ. Per Nicolò Buratti c'è la soddisfazione di andare a vestire la maglia gialla del vincitore, contraddistinta dalla GSG, maglia nera per Federico Guzzo dell'Elettrica BEC, maglia arancione invece per Laurens Pity firmata da Surface. Una edizione davvero straordinaria, pazza ed imprevedibile, quella che ha consegnato ancora una volta a Poggiana un podio di grandissima qualità. Bene, abbiamo visto quanto è accaduto nel 2022, il successo di Nicolò Buratti, nel frattempo passato nella categoria maggiore al professionismo con la Bahrain Victorious, un contratto triennale per lui 2023, 24 e 25. Ieri, tra l'altro, Nicolò Buratti protagonista con la nazionale azzurra al campionato del mondo Under 23. Bene, lasciatemi ricordare tra i tantissimi campioni che hanno conquistato il successo a Poggiana anche colui che ci riuscì nel 1981, il povero Carlo Tonon, che nell'occasione gareggiava con il gruppo sportivo la TS Spinazzè, classe 55, sfortunatissimo al Tour de France del 1984, cadde nella discesa, nella complicata discesa del Jouplan, del Col de Jouplan, e non si riprese più. Dopo quell'incidente fu costretto chiaramente ad abbandonare l'attività ciclistica e decise di abbandonare questo mondo nel 1996. Un affettuoso ricordo per Carlo Tonon, che fa parte appunto del ricchissimo albo d'oro che si può fregiare di aver conquistato il Gran Premio Sportivi di Poggiana. Bene, ora chiedo alla regia, ci avviciniamo all'appuntamento odierno, chiedo alla regia di partire con le immagini registrate che commenteremo chiaramente delle fasi di partenza. Eccoci, siamo con questo contributo, questa manifestazione, come abbiamo detto, giunta alla 47esima edizione, 173 i corridori al via distribuiti in 36 formazioni a cura dell'organizzazione dell'Unione Ciclistica Asolo Bike di Poggiana, del presidente Gianpietro Bonin e del suo vice Loris Civiero. Tra i corridori al via segnaliamo alcuni nomi chiaramente che terremo in particolare attenzione, anche se chi segue abitualmente questa categoria sa bene che fare pronostici è sempre molto azzardato. Abbiamo la formazione della Jumbo Visma, che non solo nella massima categoria ma anche con il proprio gruppo development, quindi formazione Continental, annovera dei nomi veramente molto interessanti. Segnaliamo l'olandese Lars Bowen, segnaliamo lo statunitense Jesse Maris della Israel Cycling Academy, sempre gruppo chiaramente development, e lo svizzero Arnaud Tendon del Tudor Pro Cycling, chiaramente nutrita anche la partecipazione di atleti italiani, Giulio Pellizzali della Bardiani Green Project Bardiani CSF, Christian Bagatin della SIAS Rime Drali, che si è imposto nel Gran Premio Industrie del Marmo. Pellizzari si è imposto poche settimane fa al Giro del Medio Brenta, Giacomo Villa della BS Carrera, che si è aggiudicato, lo ricorderete, il trofeo Piva nello scorso mese di aprile, e proprio ieri, proprio 24 ore fa, il trofeo,
48 ore fa il trofeo sportivi di Briga. Poi abbiamo sempre nella BS Carrera Francesco Galimberti che ha conquistato il podio alla Bassano Montegrappa e alla Zanè Montecengio, Matteo Scalco sempre della Green Project Bardiani CSF, Sergio Meris della Colpac che ha conquistato il successo in una tappa del Giro della Valle d'Aosta, Edoardo Zampierini della Zalfa Euromobile Desire Fior, vincitore sul traguardo internazionale di Crani, e Davide De Cassan del Cycling Team Friuli, la stessa formazione di Nicolò Buratti che ha conquistato successo appunto nel 2022, Davide De Cassan che pochi giorni fa ha conquistato il Gran Premio Groniška. Sono ben 5 le maglie in palio che andranno poi ad essere vestite dai protagonisti. La maglia gialla 2G verniciatura che andrà al vincitore, la maglia All Black elettrica B e C per il secondo classificato, al terzo classificato andrà la maglia arancione della Surfaces, poi chiaramente i tanti Gran Premi della montagna, poi andremo a descriverli, della maglia azzurra della Banca delle Terre Venete, e poi al più combattivo sarà riservata la maglia speciale che porterà la firma di GSG. Tra l'altro questo particolare premio al più combattivo è intitolato alla memoria, già lo ha ricordato Andrea Finn, di Gianluigi Contarin, grande amico chiaramente del team organizzatore, che non ha mai fatto mancare il proprio apporto, è scomparso al termine di un lungo percorso di malattia nel giugno del 2021. Chiaramente gli sportivi di Poggiana con il presidente Bonin in testa non dimenticano mai questo grande amico, appunto Gianluigi Contarin del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Sono 164 km e 200 metri quelli da percorrere, il via è stato dato alle 13:30, ero presente anch'io sulla linea di partenza e vi assicuro che il caldo sarà un elemento che insieme alle difficoltà tecniche del percorso farà grande selezione. Bene, io direi a questo punto di vedere anche le altimetrie, visto che abbiamo parlato del percorso, eccole qua. In partenza ci sarà un circuito di 12 km e 100 metri tra le strade appunto di Poggiana che verrà ripetuto 4 volte, ci saranno ben 4 traguardi volanti ad ogni passaggio, dopodiché si inizierà ad andare verso il percorso, quello tecnicamente più impegnativo, dopo aver scalato per la prima volta Forcella Mostacin, la vedete, che funge anche di primo Gran Premio della montagna della giornata, dopodiché 4 tornate di 13 km, lo vedete lì in verde nell'altimetria, che è il circuito centrale nella zona dei Castelli di Monfumo, quindi non c'è un metro di piaruna, 13 km da compiere 4 tornate con ben 4 Gran Premi della montagna a Castelli di Monfumo al chilometro 82, al chilometro 95, 109 e 122, dopo si esce dal circuito, si affronta nuovamente Forcella Mostacin dal lato opposto rispetto a quello precedente, quindi altro Gran Premio della montagna, e dopodiché si va verso Asolo, località San Martino, al chilometro 142, vedete l'ultima asperità di giornata. Mancheranno a quel punto 20 km al traguardo, ci si avvierà verso Poggiana, dove dopo essere transitati sotto lo striscione del traguardo si percorrerà ancora una volta il circuito iniziale di 12 km e 100 metri. Dall'ultimo Gran Premio della montagna in località San Martino ad Asolo mancheranno 20 km al traguardo, quindi un percorso particolarmente impegnativo, un percorso che come l'Albo d'Oro ci insegna premia sempre corridori di grande qualità. Prego la regia di ritornare in studio, eccoci qua, premia sempre corridori di grande qualità e scopriremo chi sarà colui che prenderà il testimone da Nicolò Buratti. Nel frattempo direi che è il momento di partire con le immagini registrate, scusate, quelle le abbiamo già fatte, con le interviste pre-gara, perché sempre Andrea Finn chiaramente ci aiuta in questa telecronaca streaming con tanti contributi che è riuscito a registrare in partenza. Andiamo con il primo blocco di interviste per alcuni degli attesi protagonisti. Prego la regia. Filippo D'Aiuto al via del Gran Premio Sportivi di Poggiana, oggi giornata calda e soprattutto percorso impegnativo.
Sì, percorso impegnativo, vediamo come andrà, e la gamba è buona. Domenica abbiamo corso giovedì a Brigano Varese, la gara poteva andare meglio ma è andata bene, insomma ho visto che la gamba c'è, mi hanno ripreso a 500 metri dall'arrivo, quindi mancava poco e oggi vediamo cosa possiamo fare. Un appuntamento internazionale, quello di Poggiana, che può spalancare le porte del professionismo, sicuramente è un appuntamento di quelli che contano. Sì, è un appuntamento di quelli che contano, puntiamo a fare bene. Davide De Cassan, grande protagonista in questo 2023 anche al Valle d'Aosta, oggi si riparte da Poggiana. Oggi si riparte e appunto è dal Val d'Aosta che non corro e ho recuperato, almeno così credo, e no dai, vediamo di far bene oggi, sì. Percorso impegnativo adatto agli scalatori come te? È un percorso che dà tante opportunità e anche a tanti tipi di corridori diversi, e la corsa può andare in tanti modi e speriamo di essere all'altezza, ecco. Secondo te qual è il punto decisivo? L'ingresso nel circuito di Monfumo, e quello è il punto decisivo, ogni anno si spacca sempre la corsa lì, e sì, quello. Cristian Bagatin, al via del Gran Premio Sportivi di Poggiana, tu che con le internazionali hai già un ottimo feeling, hai vinto a Carrara, oggi com'è la condizione? Oggi un po' non si sa, dai, speriamo bene, è una giornata molto calda e vediamo, dai. Conosci il percorso, dove si farà secondo te la selezione decisiva? Sicuramente la selezione decisiva avverrà nel percorso del Monfumo, percorso che non ti dà respiro, tutto su e giù, lì avverrà sicuramente, poi con questo caldo qua si sentirà ancora di più. Si corre all'indomani dei mondiali, ma ci sono tanti numeri uno al via, tu chi terrai d'occhio? Ma ho corso giovedì con Villa, ho visto che stava molto bene, poi ci sono i ragazzi da Bardiani, comunque gli stranieri sono sempre da tenere d'occhio, i ragazzi da Jumbo Visma, quindi il parterre è molto, molto ampio. Sergio Meris, Colpac Ballanci SB, oggi a Poggiana per fare bene. Sì, siamo comunque molto competitivi come squadra, come ogni gara, e oggi puntiamo comunque a fare bene. Ovviamente abbiamo uno sponsor importante qua vicino di casa, quindi vogliamo fare bella figura. Senti, Poggiana, Capodarco e poche altre corse hanno quel qualcosa in più. Quanta emozione c'è nel correre una gara come questa? Sì, sono due gare splendide e si vede anche dal tifo delle persone che ci vengono sempre a vedere, e quindi c'è un'emozione davvero grande e speriamo di dare spettacolo. Ritorniamo in studio dopo questo primo blocco di interviste. Abbiamo ascoltato Filippo D'Aiuto, Davide De Cassan, Cristian Bagatin e Sergio Meris. Prego la regia ora di andare con il secondo blocco. Ascoltiamo Giulio Pellizzari, Giosuè Epis, Giacomo Villa e l'organizzatore, il presidente della società organizzatrice, Gianpietro Bonin. Prego con il contributo. Giulio Pellizzari, Bardiani CSF Faizanè, una prova, questa di Poggiana Internazionale, esattamente come il Giro del Medio Brenta che ti ha visto vincitore. Sì, sicuramente è una bella gara, il livello è alto e siamo qua per fare bene con tutta la squadra, quindi partiremo per fare quello e speriamo di riuscirci come al Medio Brenta. Senti, una corsa impegnativa, come va interpretata? Diciamo che l'ultima salita è molto lontana dall'arrivo, quindi bisognerà gestirla bene, perché sprecare troppo lì significherebbe giocarsi meno le proprie carte, quindi sarà da gestirla molto bene. Giosuè Epis, oggi si corre a Poggiana, la Zalfero Mobile Desirée Fior, come imposterà la gara? Ma sicuramente con il circuito che ci aspetta bisogna sempre anticipare un po' e vediamo di fare il possibile. Tu eri anche nella start list del campionato del mondo che si è corso ieri a Glasgow, oggi comunque un altro grande obiettivo per te. Sì, sicuramente c'è un po' di rammarico, perché correre un mondiale comunque è un po' un sogno e mi è dispiaciuto, però oggi c'è una corsa molto importante da fare e vediamo di far bene qui. Giacomo Villa, giovedì primo a Brigano Varese, oggi al via di Poggiana, altra classica importantissima. Sì, dai, è una settimana di fuoco, perché abbiamo iniziato con Briga, oggi Poggiana e poi fra 2 giorni Capodarco,
3 gare importanti, 3 gare belle, 3 gare dure, quindi siamo qua e speriamo di fare il meglio. È superfluo chiedere se punti alla vittoria e come stai, ma come avete preparato questo appuntamento? Ma diciamo che ho fatto un periodo in altura con la nazionale italiana a Sestriere, poi sono sceso e ero in ballo per i mondiali, ma non sono stato selezionato e quindi mi sento bene e ho fatto Poggiana e ho vinto e quindi oggi Briga e ho vinto e oggi sono qua a Poggiana e spero di fare ancora bene. La vittoria è sempre difficile, però ci proviamo con tutta la squadra. Insomma, pronto a dare il massimo perché Poggiana vale come un mondiale? Ma il giorno dopo del mondiale è una gara internazionale, ci sono ragazzi italiani, ragazzi stranieri e di conseguenza sarà una gara di valore. Gianpietro Bonin, presidente dell'Uciasolo Bike a Poggiana, siamo alla via della 47esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Per te 30 anni di questa organizzazione, tutto pronto? Sì, tutto è pronto per questa 47esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. 30 anni in prima persona a portare avanti questa manifestazione a livello internazionale, dal 2011 internazionale, ma a portare avanti assieme a un gruppo di amici, in primis il vicepresidente Loris Civiero e tanti collaboratori. Non potrebbe essere diverso fare la gara da solo. Devo dire che anche quest'anno abbiamo avuto il meglio del ciclismo mondiale, nonostante la concomitanza di ieri dei mondiali Under 23, ma la qualità qui c'è e ce n'è tanta. 36 formazioni al via, 24 italiane, 12 dall'estero, le più prestigiose ci sono tutte, non manca nessuno. 173 partenti, per cui penso sia un grande successo per noi e quindi mi auguro che oggi ci sia una grande gara battagliata e sarà così, sarà un grande spettacolo. Dopo gli imprevisti dello scorso anno, quest'anno il percorso è confermato, non c'è nessun problema e quindi tutta la carovana è già sulla linea di partenza per dare spettacolo. Sì, devo dire che è stato l'ultimo mese è stato veramente tantissimo impegnativo per tanto lavoro da svolgere, che aumenta sempre di più la burocrazia, per cui c'è tanto lavoro da fare. Siamo stanchissimi fisicamente, però oggi dobbiamo essere in forma e lo siamo, e quindi siamo arrivati ad oggi tutti preparati. Adesso è tutto pronto, tutto è filato liscio tra ieri e oggi con gli ultimi dettagli da perfezionare e siamo pronti alla partenza. Devo ringraziare naturalmente tutti i collaboratori, ma devo ringraziare soprattutto un grande grazie di cuore a tutti gli sponsor, in primis al main sponsor 2G di Gianni Guidolin, ma a tutti gli altri indistintamente, perché senza di loro non potremmo portare avanti una manifestazione così importante. E allora adesso andiamo a goderci lo spettacolo della Stars Combat. Sì, vedo che qui il pubblico è già presente, pronto per essere ad applaudire gli atleti al via e mi auguro sarà un grande spettacolo e mi auguro stasera di festeggiare un grande vincitore. Abbiamo visto sul volto di Gianpietro Bonin, il capo dell'organizzazione, dello staff organizzativo, tutta la tensione accumulata in queste settimane, soprattutto le ultime settimane. Lui stesso ha voluto sottolineare le difficoltà che sono sempre maggiori, non tanto legate alle risorse, perché una manifestazione come questa riesce, anche grazie alla qualità dello staff organizzativo, a intercettare risorse per organizzare, ma soprattutto alla burocrazia e tutto ciò che serve, alle responsabilità anche che si assumono gli organizzatori nel momento in cui mettono in cantiere un evento di questo genere. Io direi a questo punto, prima di andare con le immagini in diretta, di andare con un altro contributo che commenterò qui da studio, che riguarda le immagini registrate delle prime fasi della corsa. Allora, abbiamo detto 4 giri di un circuito di 12 km e 100 metri che prevedeva ad ogni passaggio sotto la linea del traguardo un traguardo volante per animare chiaramente la manifestazione. Poi questa speciale classifica premierà il vincitore con premi anche in denaro, quindi particolarmente appetibili per gli atleti. Il primo traguardo volante è stato conquistato da Filippo Dignani della Work Service Group Vitalca, il secondo, il terzo e il quarto traguardo volante, quindi ha fatto quasi il pieno, quasi filotto, Vittorino Carrer della Velo Racing Palazzago, che ha in Paolo Tiralongo il direttore sportivo, cioè colui che cura praticamente la preparazione e
segue questi ragazzi dall'ammiraglia, Paolo Tiralongo, che è presente anche lui oggi a Poggiana. C'è stata chiaramente grande animosità, come nella normalità in questa categoria, si sono formati diversi gruppi e un gruppo abbastanza numeroso di 17 elementi è andato ad attaccare la prima scalata verso Forcella Mostacin, questa salita che verrà affrontata 2 volte, saranno 2 passaggi. Il primo da Maser, si sale ai 382 metri di Forcella Mostacin, appunto per una salita che misura 3 km, dopodiché si entra in quel circuito che abbiamo sentito un po' da tutti gli attesi protagonisti che sono stati intervistati, rappresenta un po' lo spauracchio, rappresenta uno dei punti focali, se non il più importante tecnicamente parlando, di questa manifestazione, il circuito dei Castelli a Monfumo. Qui siamo a Maser, si gira a sinistra per andare ad attaccare appunto Forcella Mostacin, Maser 147 metri di altitudine, 3 km per arrivare ai 382 metri di altitudine. Primo Gran Premio della montagna dei 7 in programma, perché poi ci saranno i 4 nei 4 passaggi a Castelli di Monfumo. Gran Premio della montagna sempre di Forcella Mostacin quando si viene dal versante di Monfumo, quindi quello opposto rispetto a quello che stiamo vedendo inquadrato in questo momento. Vi ricordo, sono immagini registrate, non sono ancora immagini in diretta. E poi settimo e ultimo Gran Premio della montagna ad Asolo, in località San Martino, ma quello lo seguiremo chiaramente con le immagini in diretta. Si era selezionato questo gruppo che è andato poi a sprintare al Gran Premio della montagna di Forcella Mostacin. Tra poco vi daremo chiaramente anche i passaggi. Questo gruppo era formato da 16 atleti con scusate che ho per un attimo un problema alla gola. Appunto 16 atleti: Da Rossa, Alessandro Da Rossa, Andrea Guerra, Alexander Van Peteghem, Cole Kessler, Ugo Verz, Samuele Disconzi, Marco Oliosi, Jaka Vovc, Sebastian Putz, Stefano Rizza, Nicolò Petit, Diego Casagrande, Ignazio Cireddu, Samuele Pirrela Terra, Denis Kutolov e Jacopo Lovison. Questi gli atleti. Passaggio al Gran Premio della montagna che ha premiato Ugo Verz della Bingol davanti a Nicolò Petitti della SIAS Rime Drali e Alessandro Da Rossa del Cycling Team Friuli. Picchiata verso Monfumo e si entra poi nel circuito. La corsa è entrata nel circuito che verrà ripetuto per ben 4 volte, un circuito che misura nel suo complesso 13 km e che ha nel Gran Premio della montagna di Castelli di Monfumo il punto più difficile tecnicamente, ma che non presenta un solo metro di pianura, quindi un continuo saliscendi che metterà a dura prova chiaramente la resistenza e la preparazione di questi giovani ragazzi. Ricordiamo, siamo nella categoria Under 23 e che verrà ripetuto appunto per 4 volte. Questa è la discesa che porta verso Monfumo e l'inizio del circuito. Ecco, siamo proprio qui in questo momento al termine della discesa, quando inizia il circuito di Monfumo. Qui siamo con immagini registrate che riguardano la testa della corsa, con atleti, ben 3 atleti per esempio della Jumbo Visma Development, una delle formazioni che sta monopolizzando anche in questa categoria, non solo in quella professionistica, l'attività. Ryan Archie, Darren Van Beckum e Alexander Van Peteghem che facevano parte appunto del gruppo di testa. Altri corridori che stanno rientrando, ma direi a questo punto che se siamo pronti potremo andare anche con le immagini in diretta. Chiedo a Manuel Canton in regia se siamo pronti appunto per andare a commentare ciò che sta accadendo proprio in questi momenti. La corsa è giunta al chilometro 132,
queste sono ancora immagini del circuito di Monfumo con il gruppo di testa in lunga fila indiana, con corridori che perdevano via via contatto. Ci sono stati i Gran Premi della montagna, vi do i passaggi velocemente, vi ho dato il passaggio al Gran Premio della montagna di Forcella Mostacin, al primo passaggio appunto. Andiamo con i Gran Premi della montagna a Monfumo. Il primo passaggio a Monfumo, il traguardo è stato conquistato da Nicolò Petitti della SIAS Rime Drali. Andiamo con il secondo passaggio a Monfumo, sempre si è ripetuto Nicolò Petitti della SIAS Rime Drali, che quindi ha evidentemente individuato in questo particolare traguardo uno dei suoi obiettivi. Andiamo con il terzo passaggio ed è sempre Nicolò Petitti della SIAS Rime Drali davanti a Kessler e a Lorenzo Peschi. Andiamo il quinto passaggio al il quinto Gran Premio della montagna, che è il quarto passaggio a Castelli di Monfumo, sempre con Nicolò Petitti in prima posizione davanti ad Andrea Guerra, SIAS Rime Drali per Nicolò Petitti, Andrea Guerra in seconda posizione al Zalf Euromobil Desiré Fior e Cole Kessler della Israel Premier Tech Academy, atleta statunitense che tra l'altro fa parte anche del gruppo dei principali favoriti. Quindi la corsa è uscita dal circuito di Monfumo, è salita nuovamente verso Forcella Mostacin. Vi diamo anche i passaggi, sempre con Nicolò Petitti davanti ad Andrea Guerra e a Cole Kessler, quindi non è cambiato nulla. In questo momento abbiamo un corridore al comando e lo vedete con il dorsale 97 Nicolò Petitti della SIAS Rime Drali, che ha un vantaggio in questo momento di circa una ventina di secondi su Andrea Guerra della Zalf Euromobil Desiré Fior. Ecco, li vedete, sulla sinistra Nicolò Petitti, sulla destra Andrea Guerra, Zalf Euromobil Desiré Fior. Si è iniziato, mancano circa, siamo ai piedi della salita che porta a località San Martino, quindi l'ultimo Gran Premio della montagna di giornata. Abbiamo 4 inseguitori alle spalle del dorsale numero 6, che è Andrea Guerra, che sta inseguendo a sua volta Nicolò Petitti. Si tratta di Ryan Arci della Jumbo Visma Development, di Giulio Pellizzari della Green Project Bardiani CSF Faizané, di Cole Kessler della Israel Premier Tech Academy e di Soriano Po Marti Soriano, sempre della Israel Premier Tech Academy. Quindi c'è una formazione, appunto la formazione israeliana Development della formazione World Tour Israel Premier Tech, che sono in superiorità numerica e capiremo se riusciranno chiaramente a far valere questa loro superiorità. Nel frattempo attendiamo anche ulteriori aggiornamenti per capire che tipo di distacco, che tipo di vantaggio ci sia per il battistrada Nicolò Petitti, per Andrea Guerra che è al suo inseguimento, e poi il gruppetto di 4 inseguitori e che vantaggio c'è nei confronti del gruppo principale. Questa salita è molto probabilmente quella che porta in località San Martino ad Asolo, quella più difficile, non solo perché terminerà a 20 km dal traguardo, ma anche perché è quella che presenta le pendenze più cattive. Nel frattempo diamo anche un nuovo aggiornamento. Dietro il quartetto che sta inseguendo Petitti e Guerra, che a loro volta non sono insieme, ma sono distanziati di una quindicina di secondi l'uno dall'altro, c'è un quintetto che è formato da Francisco Penuela, sempre della Israel Premier Tech Academy, da Arnaud Tendon della Tudor Pro Cycling Team, da Francesco Galimberti della BS Carrera, da Giacomo Villa, suo compagno di squadra della BS Carrera, da Manuel Oioli della Q36.5 Cycling Team. Corridori italiani gli ultimi 2, venezuelano il primo, Francisco Penuela, e svizzero
Arnaud Tendon sono all'inseguimento del quartetto formato da Ryan, Pellizzari, Kessler e Marti, che a loro volta è all'inseguimento di Andrea Guerra, ma davanti a tutti lo vediamo in questo momento. Il suo vantaggio è ormai minimo perché sta arrivando Andrea Guerra. Abbiamo sempre Nicolò Petiti, che è stato il grande protagonista della fase centrale, quella più difficile dal punto di vista tecnico, quella del circuito dei Castelli, di Monfumo, è stato un grande protagonista. Ora l'immagine precedente ci dava un Nicolò Petiti particolarmente stanco, che è stato molto probabilmente anche, gli è stato suggerito di attendere l'arrivo di Andrea Guerra. A questo punto in due potrebbero avere maggiori chance di andare con i corridori che sono al loro inseguimento e che li vediamo in questo momento. Appunto una delle nostre motoripresa si porta sul primo quartetto, che sono all'inseguimento della coppia ormai che si è certamente formata al comando, quella formata da Petiti, Nicolò Petiti e Andrea Guerra. Eccoli qua, i primi quattro inseguitori che stanno nel frattempo ci conferma Radio Informazioni che si è formata questa coppia al comando, Nicolò Petiti e Andrea Guerra, il primo portacolori della formazione della SIAS Rime Drali, il secondo della Zalf Euromobil Desiré Fior. Hanno un vantaggio di circa 20 secondi, 45 secondi in questo momento Radio Informazioni, su un gruppetto di 9 atleti, perché nel frattempo il quartetto e il quintetto si sono a loro volta uniti. Quindi abbiamo una situazione particolarmente interessante. Ecco, Radio Informazioni, questo è il gruppetto di 5 che o sta raggiungendo il quartetto che sta davanti a loro, o lo hanno già raggiunto e superato. Tra poco avremo una situazione, saremo in grado di dirvi le cose con maggiore chiarezza. Nel frattempo siamo al Gran Premio della Montagna, è transitata la corsa al Gran Premio della Montagna di località San Martino ad Asolo, sempre con Nicolò Petiti in prima posizione, Andrea Guerra in seconda posizione e Archie Ryan in terza posizione, Archie Ryan della Jumbo Visma Development. Sono diventati quindi due gli uomini al comando, Petiti e Guerra, che stanno cercando di resistere al ritorno del primo quartetto al loro inseguimento, che era particolarmente determinato ed è molto vicino. Alle spalle del primo quartetto c'è il quintetto che vediamo in questo momento inquadrato, quintetto sul quale si stanno portando anche altri due atleti, altri ancora stanno arrivando, quindi tra poco avremo una situazione nuova. Io direi a questo punto, anche per cercare di ovviare ai problemi che avete visto stanno arrivando dalla corsa, perché insomma non tutte le zone hanno la copertura sufficiente e necessaria per garantire le immagini, chiedo a Manuel Cantone se siamo pronti per mandare anche uno dei blocchi pubblicitari che abbiamo a disposizione. Prego la regia. Vieni in Banca delle Terre Venete. Insieme ad un nostro consulente scoprirai come proteggere la tua casa e la famiglia, trovando la formula più adatta a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo.
Bene, ritorniamo con le immagini in diretta, si è stabilizzata la situazione, come avevamo anticipato si è formata una coppia al comando ed esattamente rappresentata da Nicolò Petiti, Sias Rimedrali, la sua formazione, e da Andrea Guerra, Zalf Euromobil Desiré Fior. Hanno un vantaggio che Radio Informazioni in questo momento ci segnala in 30 secondi, su un drappello di 8 atleti, io ne avevo contati 9, Radio Informazioni me ne dà 8, quindi cercheremo a questo punto di essere più precisi perché si dovrebbero essere riuniti i 2 drappelli, il quartetto e il quintetto, che erano alle spalle appunto della coppia al comando. Vediamo qui gli inseguitori, tra poco saremo in grado di darvi anche la composizione di questo drappello. Dovrebbe esserci Giulio Pellizzari, dovrebbe esserci Archie Ryan, dovrebbero essere in ben 3 componenti della Israel Premier Tech Academy, Cole Kessler, Francisco Penuela e Po Soriano Marti, venezuelano il terzo, il terzo statunitense Cole Kessler. Vediamo se nel frattempo abbiamo, eccoli qua, abbiamo la composizione degli 8 inseguitori. Si tratta di, esattamente sono 8, quindi non 9. Archie Ryan, Jumbo Visma Development, Giulio Pellizzari, Green Project Bardiani CSF Faisanè, Cole Kessler, Francisco Penuela e Soriano Marti della Israel Premier Tech Academy, quindi ben 3 componenti della formazione israeliana. 2 portacolori della BS Carrera, si tratta di Francesco Galimberti e di Giacomo Villa, e un portacolori della Q36.5 Continental Cycling Team, e si tratta del nostro Manuel Oioli. Gli 8 sono all'inseguimento della coppia al comando. Il vantaggio della coppia, sempre formata da Nicolò Petiti e Andrea Guerra, è di 15 secondi quando mancano 16 km al traguardo. Quindi attenzione, poco meno di 4 km al passaggio sulla linea del traguardo di Poggiana, dopodiché ci saranno da compiere ancora 12 km e 100 metri, che praticamente verrà ripetuto il circuito che ha caratterizzato la prima parte della manifestazione. È un vantaggio veramente esiguo, ci sono tutte le condizioni perché la coppia al comando possa essere raggiunta, anche perché, ricordiamo, ci sono ben 2 formazioni che hanno più di un componente ed è auspicabile e probabile che alcuni appunto lavorino per altri compagni di squadra. Infatti vediamo la Israel Premier Tech, che come vi abbiamo detto è rappresentata da ben 3 elementi: lo statunitense Cole Kessler, il venezuelano Francisco Penuela e lo spagnolo Po Soriano Marti, che molto probabilmente sarà la formazione sulle cui spalle sarà caricata la maggiore responsabilità. Attenzione però anche alla coppia della BS Carrera che ha in Francesco Galimberti e Giacomo Villa i propri portacolori. Francesco Galimberti, tra l'altro, Giacomo Villa, che è già stato protagonista, lo ricorderete, vincitore del trofeo Piva a Col San Martino nello scorso mese di aprile che richiama in Veneto e soprattutto nella provincia di Treviso i più importanti rappresentanti di questa categoria, appunto per le manifestazioni che sono in programma in quel mese, con l'Internazionale di San Vendemiano, l'Internazionale di Col San Martino, il trofeo Piva appunto, e con il classico trofeo Belvedere a Villa di Cordignano. Queste 3 grandi manifestazioni internazionali hanno un loro proseguo proprio nel mese di agosto con il Gran Premio Sportivi di Poggiana, che va a completare il quadro delle grandi prove internazionali che si disputano nella Regione Veneto e in provincia di Treviso. Seguiamo ora e concentriamoci quando il ritardo degli 8 inseguitori viene in questo momento segnalato da Radio Informazioni. Poco fa avevamo visto un dato diverso in sovraimpressione, c'erano 18 secondi, Radio Informazioni segnala invece 23
23 i secondi di vantaggio della coppia che vediamo inquadrata nei confronti degli 8 corridori al loro inseguimento. C'è anche tanta stanchezza perché sia Guerra sia Petiti sono stati grandi protagonisti sul circuito di Monfumo con Nicolò Petiti della SIAS Rimedrali, che è stato protagonista, assoluto protagonista, con la conquista di tutti i Gran Premi della montagna a Castelli di Monfumo e anche del passaggio sia a Forcella Mostaccin nel ritorno nel versante appunto da Monfumo, sia anche nell'ultimo Gran Premio della montagna in programma, località San Martino ad Asolo. Una manifestazione che, come abbiamo già detto e come abbiamo sentito anche dalla voce di Gianpietro Bonin, il team leader del gruppo organizzativo, ha dovuto in questa stagione 2023 confrontarsi con la concorrenza del campionato del mondo di categoria che si è svolto proprio 24 ore fa a Glasgow. Nel frattempo viene aggiornato il vantaggio della coppia al comando, dove c'è Guerra che ora insomma si vede anche da queste immagini, il loro ritmo è decisamente rallentato perché sono informati che si sta avvicinando di gran carriera il gruppo di 8 atleti che è al loro inseguimento. Poco fa, e ce lo ricorda anche la grafica, erano 14 secondi, ma credo siano ancora scesi per la semplice ragione che davanti, come ci testimoniano queste immagini, c'è stato un rallentamento con Guerra che ora prova a staccare il compagno di fuga, non ci prova nemmeno Petiti, evidentemente molto stanco, e ha calcolato che forse è meglio aspettare gli 8 corridori al loro inseguimento. Eccoli qua che stanno arrivando, quindi tra poco potremo avere un gruppo di 10 atleti al comando e sarà interessante capire se ci sarà spazio nel frattempo da parte di qualche altro elemento per rientrare, anche se nel vedere le ammiraglie in questo momento della BS Carrera che ha in Dario Nicoletti il direttore sportivo, lo vedete che sta dando indicazioni a Giacomo Villa che è andato appunto all'ammiraglia. Nel vedere l'ammiraglia della BS Carrera e della Israel Premier Tech al seguito mi fa pensare che il vantaggio dei 10 corridori al comando, anzi 9 perché Guerra ha sempre qualche decina di metri, sia sufficiente appunto perché la direzione di corsa ha consentito che ci possano essere le ammiraglie appunto al seguito dei corridori che fanno parte della testa della corsa. Tra l'altro è l'occasione per ricordare, lo ha già ricordato Gianpietro Bonin, tutto il team organizzatore formato da decine di volontari e di appassionati che rendono possibile una organizzazione così complessa, ma credo valga la pena ricordare anche la qualità che c'è sia dal punto di vista del collegio di giuria, che è presieduto appunto come presidente del collegio di giuria da Claudio Siclari, che ha in Fabiana Contestabile, Sofia Garducci, in Gabriele Rigoletti e in Francesco Dalla Bella poi lo staff che fa appunto che compone i membri della giuria, la direzione di corsa che è affidata a nomi di grande esperienza con Raffaele Babini, Gianluca Negro e Nicolò Valentini che vigilano chiaramente affinché insieme al collegio di giuria tutto si svolga nella regolarità, nel rispetto dei regolamenti e soprattutto nel fondamentale rispetto della sicurezza per gli atleti. Una manifestazione che rappresenta il Gran Premio Sportivi di Poggiana un'eccellenza anche dal punto di vista organizzativo, cioè la storia, la tradizione, la importante reputazione che questa manifestazione si è costruita in quasi mezzo secolo di storia. Non fa leva solo sull'importante Albo d'Oro, ma anche sulle capacità organizzative che vengono messe ogni stagione sempre più a dura prova e a dura prova lo sono state soprattutto nel 2022, quando, come abbiamo ricordato nel dettagliato servizio che abbiamo mandato in onda nella prima fase di questa diretta, servizio realizzato da Andrea Fin, quando l'organizzazione si è dovuta confrontare con un imprevisto che non ha consentito semplicemente di percorrere
il tradizionale percorso di questa prova, e quindi ne è venuta fuori una gara completamente diversa dal punto di vista tecnico, ma ciò nonostante assolutamente interessante dal punto di vista della qualità. Successo che è stato conquistato da Nicolò Buratti. Nel frattempo, a 13 km dal traguardo, come ci segnala la grafica, lo vedete lì in alto a sinistra, il primo numerino riguarda quanto manca al traguardo, e il secondo numerino il vantaggio che gli uomini di testa hanno nei confronti del gruppo principale, che non sappiamo da quanti corridori sia composto. 1 minuto e 30, ora invece viene dato un secondo rilevamento, perché eccolo qua, c'è un inseguitore solitario, quindi non è un gruppo, che viene cronometrato a 1 minuto e 18, e si tratta di uno degli atleti che alla vigilia era considerato uno dei possibili protagonisti. Si tratta di Arnaud Tendon della Tudor Pro Cycling Team, questa nuova formazione che fa parte del gruppo professional per quanto riguarda il ciclismo professionistico, formazione nata in questa stagione 2023, che ha in Fabian Cancellara l'uomo di riferimento come team manager, e che ha da subito impostato anche un team development, quindi un gruppo development che è qui alla partenza di questa edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. 1,18 il ritardo, lo vedete sulla destra, del dorsale numero 39 Arnaud Tendon, che è assistito comunque dalla sua ammiraglia. Il gruppo principale è cronometrato a 2 minuti e 18, quindi direi che non c'è spazio assolutamente per rientrare. Il gruppo di testa, lo vedete sulla sinistra, sta ormai arrivando a Poggiana per il passaggio. Sentiranno il suono della campana che segnalerà al gruppo di testa e a tutta la carovana al seguito l'ultimo passaggio sulla linea del traguardo, appunto, e questo circuito finale di 12 km e 100 metri da percorrere prima di conoscere colui che riceverà il testimone da Nicolò Buratti, che è il vincitore dell'edizione 2022. Una situazione cristallizzata. Non sono particolarmente convinto che davanti non accadrà nulla, perché per ora vanno d'amore d'accordo, anzi c'è qualcuno, e sono soprattutto Guerra e Petiti, che sono i più stanchi perché sono stati per tanti chilometri in avanscoperta, che provano a saltare qualche cambio. C'è chi è più attivo di altri, chiaramente, ma sono convinto che ci sarà più di qualcuno che proverà in questi ultimi 12 chilometri a sorprendere la compagnia, perché non c'è certezza per nessuno in un gruppo di 10 atleti di potercela fare. Con il dorsale numero 28 Francisco Penuela in questo momento, che prende il comando del gruppo di 10 atleti, gli dà il cambio Giulio Pellizzari della Green Project Bardiani CSF. Vediamo chi si mantiene nelle ultime posizioni. Sulla destra tutto solo, che non ha nessuna intenzione, nonostante il ritardo non banale che ha. L'ultimo cronometraggio lo dava a 1 minuto e 18. Abbiamo Arnaud Tendon che sta provando a rientrare, atleta svizzero che veniva indicato chiaramente come uno dei favoriti. Tra l'altro, nella lunga lista di favoriti che vi avevamo dato all'inizio di questa telecronaca, segnalo Giulio Pellizzari, segnalo Giacomo Villa e Francesco Galimberti, segnalo questi 3 elementi che vi avevamo citato, e fanno parte tutti e 3, Giulio Pellizzari della Green Project Bardiani CSF, Villa e Galimberti invece della BS Carrera, fanno parte del gruppo di 10 atleti che sta arrivando a Poggiana. Ci sarà un passaggio sulla linea del traguardo, suono della campana e appunto
dopodiché conosceremo il vincitore di questa 47esima edizione, Gran Premio Sportivi di Poggiana, Gran Premio Bonin Costruzioni e Gran Premio 2G Verniciatura. Erano 173 i corridori al via, distribuiti in 36 formazioni, abbiamo sentito ben 12 formazioni straniere. È sempre una prova di grande richiamo il Gran Premio Sportivi di Poggiana, che ha nel proprio albo d'oro nomi di grandissimo prestigio che poi hanno fatto anche cose egregie tra i professionisti. L'unico che è riuscito a conquistarla per 2 volte nella lunga storia del Gran Premio Sportivi di Poggiana è Mattia Cattaneo, che è stato protagonista ai Mondiali di Glasgow. È stato il nostro portacolori azzurro nella cronometro, insieme a Filippo Ganna, nella cronometro individuale, tra l'altro ottenendo un ottimo risultato, 8ª posizione per lui, ricordiamo in quell'occasione la medaglia d'argento di Filippo Ganna, per soli 12 secondi nei confronti di uno straordinario Remco Evenepoel, che nel 2022 conquistò il titolo mondiale nella prova in linea su strada, in Australia, edizione dei campionati del mondo che si svolsero in Australia. Quest'anno invece il titolo mondiale su strada nella prova in linea è stato conquistato in modo spettacolare da Mathieu van der Poel, e Remco Evenepoel si è preso la rivincita 48 ore fa nella prova a cronometro individuale davanti al nostro Filippo Ganna. Ecco, l'unico corridore che ha conquistato per ben 2 volte il Gran Premio Sportivi di Poggiana è Mattia Cattaneo, nel 2009 e nel 2011. Passaggio sulla linea del traguardo con tantissima gente, tantissimo pubblico che, come da tradizione, attende, nonostante il caldo, l'epilogo di questa importante manifestazione dedicata alla categoria Under 23. I corridori non hanno assolutamente deluso le attese, perché hanno interpretato fin dai primi chilometri con grande agonismo questa importante manifestazione, che doveva riscattare un 2022 particolarmente sfortunato, appunto a causa degli imprevisti che non hanno consentito alla organizzazione di far transitare la corsa nel tradizionale percorso che tutti conosciamo, quindi con la doppia scalata alla Forcella Mostacin, il primo il versante da Maseri, il secondo da Monfumo, e i 4 giri del circuito dei Castelli di Monfumo. Ne è venuta fuori una manifestazione, come abbiamo ricordato, nel 2022 completamente diversa dal punto di vista tecnico, ma più che mai comunque di grande qualità, con il successo di Nicola Buratti, in seconda posizione Federico Guzzo e in terza posizione Laurence Petit, corridore straniero della Groupama FDJ. Sembra ormai aver rinunciato a questo tentativo complicato da portare avanti Arnaud Tendon della Tudor Pro Cycling. Lo vedete inquadrato, anche lui tra poco transiterà sulla linea del traguardo, sotto lo striscione d'arrivo, continua ad avere l'assistenza della propria ammiraglia, che chiaramente porterà al traguardo il proprio corridore, però spazio per rientrare non ce n'è più, assolutamente. Quindi passaggio, davanti non c'è ancora nessuno nel gruppo di 10 atleti che prova a prendere l'iniziativa. Ricordiamo che ci sono 2 formazioni che hanno più di un componente. Le formazioni sono la Israel Premier Tech Academy, che ha ben 3 componenti, ed è la prima, manco farlo apposta, che prova a prendere il largo. I 3 componenti sono Cole Kessler, Francisco Penuela e Po Soriano Marti. E poi abbiamo la BS Carrera con la coppia Francesco Galimberti, Giacomo Villa. Poi abbiamo Andrea Guerra della Zalf Euromobile Desiré Fior, Archie Ryan della Jumbo Visma Development, Giulio Pellizzari della Green Project Bardiani CSF Faisanè. Dopodiché abbiamo Nicolò Petiti della SIAS Rime Drali, grande protagonista, ha conquistato la speciale classifica dei Gran Premi della Montagna, perché ne ha conquistati ben 6 dei 7 in programma. E poi il portacolori della Q36.5 Continental Cycling Team, il nostro Manuel Oioli. Sono questi i 10 corridori che compongono il gruppo di testa. Vedete spianato in prima posizione con il dorsale numero 11 Archie Ryan della Jumbo Visma Development, formazione che ha conquistato anche l'edizione 2023 del Tour de France con
Jonas Vingegaard e che in precedenza aveva conquistato anche il Giro d'Italia con Primoz Roglic. Parliamo chiaramente della massima categoria dei professionisti. Ora entrambi, Vingegaard e Roglic, saranno i capitani della fortissima formazione olandese alla Vuelta a Spagna, che inizierà il prossimo 24 agosto. Allora, abbiamo visto questo timido, probabilmente per assaggiare un po' il polso dei rivali, tentativo di Cole Kessler, corridore statunitense, attenzione, corridore particolarmente temuto, perché insomma, anche lui faceva parte della lunga lista dei papabili al successo, stamani in partenza, quindi attenzione a Paul Kessler. Nel frattempo non è cambiato nulla, viene sempre cronometrato con un ritardo superiore al minuto, abbondantemente superiore al minuto, Arnaud Tendon, e 2 minuti e 30 invece il ritardo del gruppo principale, quindi non c'è spazio assolutamente per rientrare da parte di nessuno. La corsa sta transitando, sta uscendo in questo momento da Loria. Mancano 9 chilometri al traguardo, ci viene in supporto immediatamente la grafica, lo vedete in alto sulla destra, e approfitto per ringraziare qui in studio con me Manuel Canton, regista e coordinatore di questa diretta streaming, e naturalmente chi consente sul posto di ricevere queste immagini di ottima qualità. Su Moto1 Andrea Finn con il mezzo guidato da Silvano Daros, su Moto2 Roberto Casarin con il mezzo guidato da Andrea Fioretti, quindi ciclismoweb.net che consente agli appassionati che non siano sul posto a Poggiana, ma anche sul posto lo potete fare chiaramente collegandovi con il vostro telefonino o con qualsiasi genere di device alla pagina YouTube di Ciclismo Web o al sito di ciclismoweb.net o al sito del Gran Premio Sportivi di Poggiana, dove potete seguire e chiaramente anche le pagine Facebook sia di ciclismoweb.net e del Gran Premio Sportivi di Poggiana, per seguire a questo punto le fasi finali, quando mancano 8 km al traguardo. Ormai ci siamo. Tra poco conosceremo, tra una decina di minuti circa, conosceremo il vincitore di questa 47esima edizione, che avrà il privilegio di andare ad inserire il proprio nome in questo ricchissimo albo d'oro che ha visto successi di importanti atleti nelle 46 edizioni che si sono svolte fino ad oggi. Faccio alcuni nomi, ho già ricordato chiaramente il povero Carlo Tonon nel 1981, nel 1980 Giuliano Pavanello, 79 Gianni Giacomini, già campione del mondo su strada della categoria, allora si chiamavano dilettanti. La prima edizione nel 1975 Luigi Trevellin, Diego Dagliorti nel 1985, Maurizio Fondies nell'86, Giorgio Furlan nell'87, tutti corridori che poi hanno fatto una grandissima carriera anche tra i professionisti. Nel 1990 Andrea Ferrigato, nel 1991 Paolo Lanfranchi, Dario Frigo nel 1994, Paolo Tiralongo, che è qui a Poggiana oggi come tecnico della Palazzago, che vinse Paolo Tiralongo nel 1998, nel 1999 Luca Paolini, Jaroslav Popovic nel 2000 e nel 2001 Alexander Kolobnev, Matteo Priamo nel 2005, atleta tra l'altro di Poggiana, l'unico atleta di Poggiana che è riuscito in quell'occasione, arrivò davanti a Marco Bandiera, che è riuscito poi a vincere in casa appunto questa importante manifestazione. Nel 2009-2011 abbiamo ricordato Mattia Cattaneo, ora affermato professionista. Nel 2010 Luke Rove, un atleta che insomma tutti gli appassionati di ciclismo conoscono, grande gregario, ora al Team Ineos. Nel 2017 Nicola Conci, nel 2022 come abbiamo ricordato Nicolò Buratti. Quando mancano ormai 6 km al traguardo attendiamo di conoscere il successore di Nicolò Buratti, che tra l'altro proprio ieri è stato protagonista al campionato del mondo di Glasgow, sfortunato il portacolori azzurro, perché un incidente meccanico lo ha tolto di mezzo, prova che, come abbiamo ricordato, è stata
conquistata dal francese Axel Laurence davanti ad Antonio Morgado e a Martin Schreck. Queste le prime 3 posizioni e quindi le medaglie. In quinta posizione, primo degli italiani, Lorenzo Milesi che già aveva conquistato il titolo mondiale nella cronometro individuale riservata alla categoria Under 23. Una delle medaglie azzurre che portiamo a casa da questa nuovo format di edizione dei campionati del mondo, che ha praticamente ospitato tutte le specialità del ciclismo, dalla categoria juniores alla categoria elite, passando dagli under 23, maschile e femminile, anche le specialità del paraciclismo, quindi strada, cronometro, pista, mountain bike e BMX in tutte le varie declinazioni. Quindi un evento di grande rilevanza che si è svolto in 2 settimane. Proprio oggi ci sarà il termine di questa importante rassegna che l'Unione Ciclistica Internazionale proporrà ogni 4 stagioni alla vigilia dei Giochi Olimpici, perché questo 2023 rappresenta, siamo ad un anno, poco meno di un anno, perché si svolgeranno nel mese di luglio, dei Giochi Olimpici che si terranno nel 2024 a Parigi. Quindi ora iniziano le scaramucce, vedete che è saltata l'armonia davanti, perché si inizia a pensare a quale tattica poter mettere in atto per cercare di portare a casa questa importantissima manifestazione che vedrà il proprio vincitore tra i 10 uomini che stanno guidando la corsa e che vedete inquadrato, che vi riassumo ancora una volta: Andrea Guerra, Archie Ryan, Giulio Pellizzari, Cole Kessler, Francisco Penuela, Po Soriano Marti, Francesco Galimberti, Giacomo Villa, Manuel Oioli e Nicolò Petiti. Sono questi 10 atleti, mancano meno di 5 km al traguardo, una formazione Israel Premier Tech Academy che ha ben 3 elementi e c'è stato finora un piccolo accenno da parte di Cole Kessler. Vedremo se la formazione israeliana che con 3 componenti, di cui uno statunitense, un venezuelano e uno spagnolo, quindi siamo veramente in un gruppo che si può definire internazionale a tutti gli effetti. Vedremo se ognuno farà la propria corsa o se invece si cercherà di mettere in atto qualche tattica per portare a casa anche il risultato. Nel frattempo, da parte della giuria viene assegnato il premio di più combattivo, e non poteva essere altrimenti, al dorsale numero 97 Nicolò Petiti. Nicolò Petiti che comunque vadano le cose salirà sul podio delle premiazioni per ricevere questo premio che, come vi ho ricordato, sarà la speciale maglia griffata GSG, e questo premio che è intitolato all'indimenticato, alla memoria di Gianluigi Contarin, amministratore, sindaco, che ha sempre agevolato questa manifestazione, credendoci fin dall'inizio, anche nelle varie fasi in cui questa manifestazione cresceva stagione dopo stagione, scomparso a causa di una malattia nel giugno del 2021, ma che l'organizzazione con Gianpietro Bonini in testa non ha mai assolutamente dimenticato, e ogni occasione del Gran Premio Sportivi di Poggiana è l'occasione per ricordare Gianluigi Contarin. 3 chilometri al traguardo, ancora tutti insieme, ancora nessuno ha preso decisamente l'iniziativa. Probabilmente c'è anche un po' di consapevolezza che gli uomini, che vedete sono tra l'altro tutti e 3 ben 2 componenti della formazione della Israel Premier Tech, sono nelle primissime posizioni. In prima posizione con il dorsale 30 lo spagnolo Po Soriano Marti. Ora è la volta del dorsale 52 Francesco Galimberti, che è davanti al proprio compagno di squadra Giacomo Villa. Ora Pellizzari. Dovrebbe essere nella squadra della Israel Premier Tech Cole Kessler, lo statunitense Cole Kessler, colui che dovrebbe avere l'aiuto, ma ipotizzo, perché non è, insomma, in questa categoria non è mai semplicissimo. Mentre attenzione che c'è un attacco da parte di Francesco Galimberti, però anche lui un attacco un po' telefonato che
Ora probabilmente ci prova Pellizzari, attenzione che sta risalendo, eccolo là, Pellizzari della Bardiani, Green Project Bardiani CSF, in Mirko Rossato il direttore sportivo che sta seguendo dall'ammiraglia, però non c'è spazio nemmeno per Giulio Pellizzari. Altri scatti ancora mentre ci stiamo avvicinando agli ultimi 2 chilometri di gara, eccolo qua, ci viene in aiuto la grafica, 2000 metri al traguardo. Vediamo se con un'azione da finisher di quelle che si vedono sempre più raramente nel ciclismo moderno, qualcuno riuscirà ad anticipare la compagnia e uscire, diciamo così, dalla roulette dello sprint, perché 10 corridori è difficile fare dei pronostici, ci basiamo chiaramente su ciò che abbiamo potuto seguire in questa stagione fino a questo momento. Ricordo lo sprint è veramente di grande potenza di Giacomo Villa, che negli ultimi centinaia di metri riuscì a staccare tutti e conquistare il trofeo Piva a Col San Martino. Ora mi sembra proprio la BS Carrera che ha preso in mano la situazione, con Francesco Galimberti, che evidentemente sta tenendo alto il ritmo. Per Francesco Galimberti alle sue spalle però c'è chi ha fatto il buco per agevolare molto probabilmente lo sprint, come vi avevamo detto, di Giacomo Villa, quindi tiene alto il ritmo per evitare che ci siano allunghi, ma è proprio lui che, sfruttando... Ora è ripreso e siamo all'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di gara. Tra poco passeremo anche sulle telecamere fisse e ci auguriamo di riuscire a darvi il vincitore siamo ormai volata che sta per essere lanciata, sempre grande andatura, velocissima andatura per evitare chiaramente qualche sorpresa. Le telecamere fisse, la telecamera fissa sul traguardo ci consentirà di capire meglio com'è la situazione. Sempre il dorsale 52, Francesco Galimberti a condurre, quindi si è sacrificato per Giacomo Villa, suo compagno di squadra. Siamo a 300 metri dal traguardo, viene lanciato lo sprint con Villa e Guerra nelle prime posizioni. Attenzione perché c'è anche Nicolò Petiti che prova ad uscire, ed è lui, Nicolò Petiti della formazione bresciana della Sias Rimedrali, che ha in Daniele Calosso il direttore sportivo, che dopo essere stato grande protagonista per tutta la gara, perché ha conquistato praticamente 6 Gran Premi della montagna su 7, ha già ricevuto, ma lui non lo sa ancora, il premio di più combattivo, perché è stato senza dubbio uno degli atleti più combattivi di questa manifestazione. Il successo in 6 dei 7 Gran Premi della montagna lo testimonia, abile a questo punto anche quando era in fuga con Guerra a rialzarsi prima del rivale portacolori della Zalfe Euromobile Desiré Fior per aspettare gli 8 atleti che erano all'inseguimento e chiaramente cercare di risparmiare un po' di energie che ha trovato per andare a sprintare con grande determinazione, con grande colpo d'occhio e con grande scelta di tempo sul traguardo di Poggiana e fare propria questa importante manifestazione. Quindi a descrivere il proprio nome nell'albo d'oro del 47esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, il 47esima edizione Trofeo Bonin Costruzione e Gran Premio 2G Verniciatura è Nicolò Petiti che della Sias Rimedrali, formazione bresciana, che appunto con una tattica a questo punto perfetta si toglie questa grandissima soddisfazione. Ora attendiamo anche sempre da Poggiana
che ci arrivino le immagini che Andrea Finn non mancherà di inviarci con le interviste anche ai grandi protagonisti. Tra poco vi daremo anche qualche dato sulla media. Ricordiamo, questa manifestazione si è percorsa sulla distanza di 164 km e 200 metri, partenza alle 13:30. Qui vediamo lo spunto di Nicolò Petiti che vince per la seconda e la terza posizione. Ci sarà da attendere il fotofinish perché Manuel Oioli e Giacomo Villa sono coloro che sono in seconda e terza posizione, però l'ordine ve lo daremo quando uscirà appunto il comunicato ufficiale della regia. Da questa immagine mi sembra che sia Oioli in seconda posizione, però ecco, prendetela con il beneficio di inventario. Certamente a vincere è Nicolò Petiti, che veramente è stato eccezionale anche nella condotta tattica, anche nel saper, nonostante il grande dispendio di energie, ma con questo caldo e con questo percorso davanti o dietro molto probabilmente si è fatta la stessa fatica, ma è stato bravo nel momento in cui mancavano, dopo l'ultimo Gran Premio della Montagna di Asolo, quindi quando erano molto vicini gli 8 inseguitori, a dare il giusto contributo senza dannarsi particolarmente l'anima, nel tentativo a 2 insieme a Guerra, rialzarsi, farsi raggiungere per primo, poi anche facendo leva sulla tanta fatica accumulata in precedenza e quindi sul fatto che i suoi compagni di fuga non erano particolarmente preoccupati, evidentemente lo consideravano molto stanco anche nel cercare di risparmiare energie. Il vantaggio del gruppo di 10 atleti lo consentiva, perché il vantaggio nei confronti del gruppo principale era abbondantemente sopra i 2 minuti, quindi è riuscito a gestire gli ultimi chilometri con maggiore lucidità rispetto ai suoi avversari. Tra i suoi avversari non c'è stato nessuno che abbia provato con la necessaria determinazione ad allungare per uscire dallo sprint a 10 a cui abbiamo assistito, nemmeno la formazione più numerosa della Israel Premier Tech Academy, che aveva in Kessler, in Penuela e in Marti Soriano i suoi componenti, ma nonostante la superiorità numerica non sono riusciti gli atleti della formazione israeliana a fare la differenza. Bravo Galimberti, Francesco Galimberti, che nel finale si è messo a completa disposizione del compagno di squadra Giacomo Villa, BS Carrera, altra formazione che aveva più di un elemento in questo tentativo, 2 elementi appunto Galimberti e Villa, che ha provato a far propria anche questa internazionale dovendosi accontentare di un piazzamento sul podio, non sappiamo ancora se secondo o terzo, dopo aver conquistato il trofeo Piva nello scorso mese di aprile. Quindi direi un'ottima stagione anche per Giacomo Villa. Ora attendiamo mentre Radio Informazioni sta mandando qualche immagine del traguardo, anche se non è il fotofinish ufficiale, c'è grande incertezza sulla seconda posizione, perché Oioli e Villa, solo il fotofinish sarà in grado di sbrigliare, diciamo così, la matassa, cioè emettere un verdetto, mentre dalla regia Manuel Canton mi informa che c'è Andrea Finn pronto per alcune interviste, quindi io do la linea a Poggiana ad Andrea Finn per le interviste dei protagonisti. Nicolò Petiti, che grande impresa quest'oggi qui a Poggiana. Grazie mille, non so davvero cosa ho fatto, non capisco, davvero non ho ancora realizzato. Io non sono mai stato un campione, non ho mai vinto, e vincere oggi dopo aver fatto sto numero non me lo immaginavo davvero, è stata una roba assurda. Cioè, ti eri in fuga fin dall'inizio? Sì, oggi è da un po' che ho una buona condizione, ho provato a portare avanti questa fuga. Poi ho avuto l'idea di andare via da solo e l'ho fatto più per un motivo, per farmi vedere, per fare un po' di spettacolo. Poi sull'ultima salita davvero non avevo più gambe, mi hanno ripreso, ma non avrei mai pensato di vincere la volata. C'era il mio amico Manuel Oioli, siamo grandi amici, ex compagni di squadra, pensavo avrebbe vinto lui. Poi non so come ho fatto ad avere le gambe per vincere questa volata, è stato davvero assurdo. Dove le hai trovate quelle energie? Non lo so, davvero non lo so. È tutto l'anno che diciamo non ho molta fortuna, anche la condizione è mai arrivata. Sono appena tornato da Livigno e
con convinzione e voglia di fare. Per me questo è davvero immaginabile. Hai vinto a Poggiana, dove vincono i grandi campioni, o almeno le giovani promesse che poi diventeranno grandi campioni. Ci vuole una dedica, un pensiero? Vabbè, la mia dedica va assolutamente alla mia famiglia, ai miei fan numero uno, alla mia ragazza che mi sostiene sempre, davvero tutti i giorni, e dopo questo anno davvero che è stato molto difficile di testa, mi hanno sempre sostenuto, e soprattutto la squadra che mi ha dato una grande fiducia tutta la stagione. E allora ancora grandi complimenti al vincitore, la linea torna allo studio a Silvio Martinello. Che belle queste interviste spontanee di un ragazzo che non si rende ancora conto di cosa sia riuscito a fare. L'abbiamo sentito, è partito un grande dispendio di energie, è partito per mettersi in evidenza, è partito per raccogliere gloria lungo il percorso ed ha conquistato ben 6 dei 7 Gran Premi della montagna in programma. Questo gli è valso il premio di più combattivo, uno dei premi più importante in questa manifestazione perché è dedicato alla memoria di Gianluigi Contarin, e poi è riuscito, come per sua stessa ammissione, a trovare le sforze non sa dove per sprintare. Era convinto che fosse Oioli, suo ex compagno di squadra, che non sappiamo ancora se sarà secondo o sarà terzo perché se la gioca con Villa, quindi dobbiamo attendere il fotofinish e l'ufficializzazione. Eccola qua, è uscita l'ufficializzazione, ordine di arrivo ufficiale, quindi Nicolò Petiti, e non c'erano dubbi, in seconda posizione Giacomo Villa della BS Carrera e in terza posizione Manuel Oioli della Q36.5 Continental Cycling Team. Quindi un podio tutto italiano, Petiti, Villa e Oioli. E questo ragazzo, appunto Nicolò Petiti, che l'abbiamo sentito con una spontaneità disarmante, probabilmente non si rende ancora conto di cosa sia riuscito a fare, e l'auspicio e l'augurio è che anche per lui si aprano le porte del professionismo dopo questo importante successo. Tra l'altro colto con una condotta di gara straordinaria, quindi andiamo ancora, Manuel Canton dalla regia mi informa che Andrea Fin ha altri protagonisti da intervistare, linea ancora a Poggiana al nostro Andrea Fin. Manuel Oioli, alla photo finish sei terzo, ma sei comunque sul podio di Poggiana. Sì, sinceramente anche la mia impressione era di essere arrivato terzo. Ho fatto terzo anche giovedì a Briga e allora non nascondo che un po' di amarezza c'è perché oggi stavo bene ed ero veloce e in quel gruppo potevo dire la mia, però Nicolò che ha vinto, Petiti, è forse uno dei miei migliori amici e quest'anno non ha mai trovato la condizione che voleva. Lui è un ragazzo che corre da una vita, si è sempre impegnato al massimo e non ha mai spiccato. Negli ultimi anni, più col duro lavoro che col talento, è migliorato un sacco e immagino come si senta ad avere una vittoria internazionale. Quindi sì, sono dispiaciuto perché non ho vinto, ma forse non poteva esserci un vincitore migliore fuori da me oggi. Allora, complimenti ancora a Manuel Oioli. Abbiamo anche Giacomo Villa e in diretta facciamo anche una stretta di mano tra il secondo e il terzo del Gran Premio Sportivo di Poggiana, primo a Briga, secondo a Poggiana. Giacomo Villa c'è. Sì dai, oggi è stata una gara dura, forse ho perso l'attimo inizio gara, ho dovuto inseguire per un po' tutto il giorno e poi nel finale eravamo in circa una decina, ci siamo giocati la volata e dai, ho fatto secondo, ancora un buon risultato. C'è più rammarico o più felicità per questo podio? Ma è sempre un internazionale, quindi bisogna essere felici, però arrivavo da una vittoria, quindi quando mi sono trovato davanti ho detto concentrato, devo stare concentrato, devo dare il massimo e un buon secondo posto, quindi va bene così. Grazie anche a Giacomo Villa. Abbiamo qui con noi anche il patron del Gran Premio Sportivi di Poggiana, Gianpietro Bonin. Una edizione, quella 2023, che può contare ancora una volta su un grande podio e ancora una volta tutto italiano. Ma sicuramente una grande gara, un grande spettacolo, merito degli atleti, delle squadre, tanto pubblico, ma un Nicolò Petiti veramente formidabile. Oggi si porta a casa le 3 maglie del GPM, del combattivo e del primo classificato. Merito a lui grandissimo, ma merito anche agli altri che erano davanti. Lui era nella fuga iniziale, per cui ha fatto una grandissima gara. Complimenti anche a Giacomo Villa, recente vincitore a Briga del Piva, e a Manuel Oioli, per cui una grande gara, sono soddisfatto. Un grazie agli sponsor che ci permette di portare avanti
avanti questa grande manifestazione. Gianpietro Bonin, ma oggi ha vinto Lucia Solobike e quel grandissimo pubblico che tu hai citato, davvero tantissima gente sulle strade e soprattutto qui sulla cornice dell'arrivo. Ma abbiamo fatto un lavoro, tantissimo lavoro, tanto impegno, siamo stanchi veramente, però oggi eravamo pronti a dare il meglio di noi stessi. Un grazie a tutti i volontari, al mio vicepresidente Loris Civiero, e per cui il risultato si è avuto. Siamo soddisfatti, oggi mi sembra che sia stata una grande gara anche sotto il punto di vista organizzativo, tutto è filato liscio e un vincitore che è degno veramente del nostro Albo d'Oro. E allora Gianpietro, adesso mancano solo le premiazioni, la cerimonia protocollare di premiazione, portiamo i protagonisti di giornata sul podio e godiamoci questo gran finale della Stars Combat. Sicuramente sì, vediamo le premiazioni e poi ad applaudire questi bravissimi atleti. Grazie a Gianpietro Bonin, la linea torna a Silvio Martinello allo studio di ciclismoweb.net. Allora, grazie Andrea, ritorniamo in studio nella speranza che si velocizzino anche le operazioni per le premiazioni e poter anche noi, insieme a voi che ci avete seguito numerosi, applaudire i protagonisti di questa 47esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Abbiamo sentito un'altra intervista, quella di Manuel Oioli, particolarmente toccante, perché chiaramente un pizzico di delusione, perché insomma il primo posto è sicuramente meglio del terzo, ci aveva fatto un notevole pensierino, visto anche delle sue doti di corridore abbastanza veloce, e si sentiva particolarmente bene, ma non poteva esserci vincitore migliore se non fossi riuscito a vincere io. Quindi anche lui ha certificato questa grande amicizia che lo lega a Nicolò Petitti, sottolineando insomma che più con l'impegno che con il talento, quindi un'altra testimonianza di come ci voglia pazienza con i giovani, ci voglia pazienza, non tutti sono baciati dalla fortuna, da madre natura, di Pogacar, di Evenepoel ne nascono pochi, e quindi non bisogna solo ed inseguire certi riferimenti, ma il ciclismo richiede impegno, richiede sacrificio e richiede costanza, e evidentemente Nicolò Petitti, che oggi abbiamo avuto la possibilità di ammirare, è un altro frutto di questo impegno, di questo sacrificio, di questa costanza. Con il lavoro si viene premiati. Un internazionale nel suo palmarès che gli auguriamo veramente riesca ad aprirgli le porte del professionismo. In seconda posizione Giacomo Villa, anche lui amareggiato ma allo stesso tempo contento, perché il podio in una manifestazione internazionale è sempre grande cosa. E poi abbiamo assistito ancora una volta in diretta alle parole del patron Gianpietro Bonin, che ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino, gli sponsor naturalmente, che consentono questa perfetta ed impeccabile organizzazione, consentono di ospitare e di ingaggiare le più importanti formazioni della categoria Under 23, ricordiamo ben 36 le formazioni, di cui 12 straniere al via oggi di questa 47esima edizione. Lo ha sottolineato Gianpietro Bonin, ma vogliamo farlo anche noi, una manifestazione che non ha solo brillato dal punto di vista tecnico, con un Albo d'Oro tutto italiano, e questo ci fa particolarmente piacere, di grande livello, ma anche per confermare ancora una volta quell'eccellenza organizzativa che ha fatto del Gran Premio Sportivi di Poggiana un riferimento per tutto il movimento. Quindi complimenti a Gianpietro Bonin e a tutta la sua squadra, alle decine di volontari. Io sono stato a Poggiana stamani anche per insomma, dare il via insieme ad Alessandro Ballan e agli ospiti delle varie amministrazioni, al sindaco di Riese, alla manifestazione, e ogni incrocio era presidiato come se si fosse al Giro d'Italia. Quindi grande impegno organizzativo, grande stanchezza, ma al termine della prova anche grande soddisfazione, e quindi sono certo che dopo un meritato periodo di riposo si inizierà a pensare alla 48esima edizione che andrà in scena nel prossimo mese di agosto 2024. Quindi attendiamo per capire se riusciamo a seguire in diretta con voi le premiazioni, in cui Nicolò Petitti la farà praticamente da padrone. Speriamo che il grande caldo che in questi giorni è arrivato nella nostra regione non gli crei qualche difficoltà, perché abbiamo sentito, questa è una battuta dal patron Gianpietro Bonin, che vestirà ben 3 delle 5 maglie in palio, quindi che indosserà sopra quella della sua società, la SIAS Rimedrali. Nicolò Petitti che indosserà la maglia che spetta al vincitore, la maglia gialla patrocinata da 2G Verniciatura, la maglia che spetta
la maglia azzurra della Banca delle Terre Venete al vincitore della speciale classifica del Gran Premio della Montagna, e poi la maglia GSG, maglia speciale, che porta appunto la firma dello sponsor GSG Simone Fraccaro, magnificio di Simone Fraccaro, un altro grande ex che è tra gli sponsor con la propria attività di questa manifestazione, che premia appunto il più combattivo, premio che è stato assegnato prima del traguardo a Nicolò Petiti, e premio che tra l'altro è intitolato alla memoria di Gianluigi Contarin, che purtroppo, lui scomparso nel 2021, non sarà fisicamente presente alle premiazioni, ma che è chiaramente nel ricordo di tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare la particolare sensibilità nei confronti dello sport e nei confronti del ciclismo in particolare. E quindi l'Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana non ha voluto mancare di ricordare anche in questa occasione il ricordo del caro amico Gianluigi Contarin. Abbiamo visto qualche immagine dalla zona dell'arrivo, con le miss che si stanno preparando per premiare gli attesi protagonisti. Abbiamo visto che stavano anche scambiando qualche considerazione proprio Nicolò Petiti, il vincitore, e Manuel Oioli, il terzo classificato in seconda posizione. Ricordiamo Giacomo Villa, che già aveva conquistato nello scorso mese di aprile il trofeo Piva internazionale di Col San Martino. Eccolo qui con gli speaker che insomma sono Moreno Martin e Anna Chiara Dinale, che hanno così intrattenuto il numerosissimo pubblico, questo elemento fondamentale che non ha voluto mancare, e di far sentire il proprio calore in una giornata caldissima, tra l'altro, agli atleti impegnati alla 47esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, numerosissimo lungo il percorso, numerosissimo sul circuito dei Castelli di Monfumo, numerosissimo al traguardo di Poggiana, e che ora è lì presente in forze per applaudire sul podio i protagonisti di questa 47esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Una edizione che ha subito la concomitanza del campionato del mondo Under 23, che si è svolto a Glasgow proprio 24 ore fa, che ha visto anche gli italiani protagonisti, con Milesi che ha chiuso in quinta posizione, ma che ciò nonostante, con la tanta qualità che era comunque presente alla partenza, non ha fatto mancare lo spettacolo, l'agonismo che questi ragazzi ci hanno regalato. Uno su tutti, appunto Nicolò Petiti, che abbiamo sentito anche nella sua intervista. Il successo è arrivato inaspettato, però era ben pianificato invece il voler essere protagonista, quindi uscire allo scoperto in solitaria per tanti chilometri, conquistare ben 6 dei 7 Gran Premi della Montagna in programma, essere eletto, nominato come corridore più combattivo, e poi sul traguardo, sorprendentemente anche per lui, riuscire a trovare le forze per conquistare anche il successo e quindi andarsi ad inserire il proprio nome nell'albo d'oro di questa importante manifestazione. Una manifestazione che ho qui sotto mano, insomma non faccio un elenco nome per nome, ma che ha coinvolto decine di soggetti, di professionisti, sia chi aveva importanti compiti che riguardavano la sicurezza, le motostaffette, tutte le auto e le moto al seguito, chiaramente, che ha avuto anche un grande lavoro di promozione, sia prima che dopo, che inizierà appunto da questa sera, che è stato curato da ciclismoweb.net, come è stata curata questa diretta, ed è insomma anche il momento di ringraziare sia Riccardo Scanferla che Andrea Fin, che sono i responsabili della testata che ha realizzato questa diretta streaming seguita da tantissimi di voi, e per questo vi ringraziamo, con immagini assolutamente di qualità che vanno a sottolineare, a rafforzare quella divulgazione di questo importante evento, e naturalmente dare soddisfazione a tutti coloro che in questo importante evento anche investono. Qui non ci arrivano le voci da Poggiana, ma sono già saliti sul podio sia Oioli che Villa, e ora è stato chiamato ed applaudito chiaramente anche Nicolò Petiti, che sale in prima posizione. Quindi questo è il podio
della 47esima edizione Sportivi di Poggiana, con Nicolò Petitti ancora incredulo che scherza con Manuel Oioli terzo, fino all'anno scorso compagni di squadra, grandi amici, felice anche Manuel Oioli, un sorriso un po' amaro perché chiaramente sarebbe stato un sorriso un po' più importante se fosse riuscito a vincere, ma comunque soddisfatto per il suo amico Nicolò Petitti, che trova il successo e trova la vittoria in questa importante manifestazione. Io direi a questo punto e mi rivolgo a Manuel Canton, che possiamo chiudere, anche perché, piccola informazione tecnica, qui in studio, ecco, ok, allora stanno consegnando le maglie, attenzione, quindi maglia che spetta a Nicolò Oioli per la terza posizione, che è una maglia arancione sponsorizzata dalla Surfaces, che ora viene indossata appunto da Manuel Oioli, la sua bella e fiammante maglia arancione. Chiaramente sono tutte premiazioni che hanno l'intento chiaramente di valorizzare di promuovere i marchi di queste aziende che hanno supportato questa importante manifestazione. Ora anche Loris Civiero, il vicepresidente della società organizzatrice Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana, che premia Oioli, che dopo aver indossato la maglia arancione sponsorizzata dalla Surfaces, ora è il turno di Giacomo Villa, che riceve la maglia all black, quindi nera, della Elettrica B&C da parte del titolare dell'azienda. Ora Villa indossa la maglia, la chiude e riceve il premio dal sindaco, che premia appunto il secondo classificato, e ora colui che ora indosserà la maglia gialla patrocinata da 2G Verniciatura, il main sponsor della manifestazione, ma che poi indosserà anche la maglia azzurra della Banca delle Terre Venete e la maglia speciale che porta la firma di GSG intitolata a Gianluigi Contarin, perché sono ben 3 le maglie che sopra quella della sua società, la SIAS Rimedrali, faranno un gran caldo a Nicolò Petitti, che soffrirà un po', ma felicissimo chiaramente per questo importante successo. Quindi ora è il turno del vincitore, arriva anche il patron Gianni Guidolin della 2G Verniciatura, che si congratula con Nicolò Petitti, che veste la maglia gialla. Gli auguriamo che poi in carriera riesca magari ad indossare in futuro la maglia gialla per antonomasia, che nel ciclismo, insomma, tutti gli appassionati sanno a cosa si riferisce, al leader del Tour de France, e non solo, però chiaramente la corsa più importante che c'è nel calendario professionistico è quella. Quindi Nicolò Petitti che si gode questo inaspettato ma meritatissimo momento di gloria. Ora le varie autorità, con Gianpietro Bonin che nel frattempo si è cambiato, ha tolto la polo e ha indossato la camicia bianca con il logo dell'organizzazione, Stars Combat, questo marchio che proprio l'Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana ha registrato e che appunto sottolinea il logo ufficiale della manifestazione. Quindi sponsor, miss e soprattutto organizzatori e soprattutto protagonisti. Con questo bellissimo podio Nicolò Petitti, Giacomo Villa e Manuel Oioli. Eccoli qua sul podio di Poggiana, con il pubblico ai piedi appunto del podio che applaude. Ora i classici fiori da parte delle miss, e credo sia arrivato il momento per ringraziare tutti coloro che ci hanno consentito di
eseguire, realizzare questa diretta streaming. Abbiamo seguito una manifestazione particolarmente interessante dal punto di vista tecnico, con un podio tutto italiano che vediamo inquadrato in questo momento. Chiudiamo con questa immagine. Da parte mia vi ringraziamo perché ci avete seguito con affetto e soprattutto molto numerosi, e l'appuntamento è alla prossima edizione. Grazie e buona domenica ancora.